Bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato, Batto, ma napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andrò a darvi delle news di calciomercato. E vi anticipo già che da più o meno non penso da questa settimana, ma già dalla settimana prossima barra inizio maggio inizieranno ad arrivare a raffica video sul calciomercato perché ci stiamo avvicinando all'estate, quindi le squadre iniziano a pensare a qualche acquisti da fare per il calciomercato estivo e questo, e quindi ci saranno molti video, ma anche in estate ci sarà il doppio, se non il triplo dei video dei video, della quantità dei video di calciomercato che magari facevo uscire a gennaio o nel mese di dicembre. Allora, io direi di partire subito. Allora, partiamo da Sebastiano Esposito, che nel mirino di due squadre di Serie A, cioè di Torino e Lazio, però il Torino è molto più avanti nelle gerarchie, nelle trattative, sia con il Cagliari che con il giocatore, rispetto a una Lazio che si è messa nelle trattative da poco tempo, da uno per 2 giorni. Invece il Torino ci stava pensando dall'inverno, da gennaio-febbraio. Poi Patrick Schick, attuale giocatore del Bayer Leverkusen, se non sbaglio anche in scadenza, potrebbe tornare in Italia. Infatti l'ex Sampdoria è nel mirino di Juve e Milan. Il Bayer Leverkusen chiede una base fissa di 30-35 milioni di euro. E ora gli agenti del giocatore e alcune persone, che il direttore sportivo, scusatemi, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, mi stavo confondendo con un'altra trattativa, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen sta in Italia per vedere cosa si può fare con le due squadre, sia magari cederlo a una o un'altra. Poi il Milan piomba su Robertson, calciatore già seguito, già vi ho dato qualche informazione su questo giocatore. Vabbè, stavo dicendo, il giocatore è seguito anche dal Tottenham, però oggi arriva la news che il Milan piomba su questo giocatore, su Robertson del Liverpool, e già sta avanzando le trattative, e già sta portando molto avanti con le trattative. Poi, altra notizia sul Torino. Il Torino lavora per il ritorno di Matteo Darmian, terzino dell'Inter, che ora non rientra più ormai nei piani dell'Inter, ma già dall'anno scorso. Infatti sia quest'anno che l'anno scorso, che avrà giocato pochissimo, avrà parato 50-60 partite in 2 anni. Vabbè. E la Champions, il campionato, Supercoppa e cose. Poi il Como guarda per Cucchi, attuale giocatore del Real Valladolid, Liga 2, Liga Spagnola 2, nella seconda parlandoci chiaro, nella Serie B spagnola, e il giocatore sta facendo molto bene, già 7 assist e 5 gol in tutto il campionato, cioè in 7 partite, scusatemi, in tutto il campionato sarà quota 10 gol se non sbaglio. Poi Ugarte è stato proposto sia al Napoli che al Milan, visto che non rientra più nei piani del Manchester City, del Manchester United, scusate. Ma già non rientra da un sacco di tempo nei piani del Manchester United. Vi dico questo.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un like ed iscrivetevi al canale, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste news di calciomercato. Ciao a tutti!